Non sa più a quale santo votarsi e se a ricercarlo è la Chiesa, questo dà l'esatta idea di come vadano le cose terrene in Sicilia. L'arcidiocesi agrigentina le sta provando davvero tutte per muovere le acque stagnate della macchina politica e amministrativa della regione, per mettere in sicurezza la cattedrale di San Gerlando chiusa ormai da oltre 6 anni e le costone su cui sorge, che inesorabilmente con dati tecnici alla mano scivola sempre più verso valle. Il 3 novembre una marcia silenziosa senza precedenti in termini di partecipazione. La città ha risposto e come all'appello. Domenica scorsa, in occasione della gara di basket Fortitudo-Biella, il cardinale Montenegro è stato ospite alla Palamoncada ricevendo una maglia dal presidente con una eloquente scritta «Salviamo la cattedrale». Oggi una nuova iniziativa, questa volta porta la firma del settimanale cattolico L'Amico del Popolo. Il direttore Don Carmelo Petrone si rivolge al neogovernatore Musumeci e al vicepresidente designato Armao. Caro Nello, caro Gaetano, inizia così la missiva. È grande la preoccupazione, prosegue, per le sorti del Colle di Agrigento, delle famiglie, delle attività commerciali e delle infrastrutture circostanti e quindi della cattedrale. Sappiamo quale sia la drammaticità della situazione che non deve più consentire a nessuno di perdere un solo minuto di tempo. Cari Nello e Gaetano, salvate la cattedrale o almeno provateci seriamente, approvando nei primi 100 giorni i tempi e i finanziamenti certi per i progetti di messa in sicurezza definitiva del colle e delle fabbriche. L'Amico del Popolo porge poi lo sguardo anche sull'università, favorendo, questo è l'appello, la rimessa a regime di tutte le facoltà sospese da un'IPA per mancanza di fondi, ma soprattutto di programmazione seria e di vero dialogo. Mettete da parte, non per 100 giorni, ma almeno per 4 giorni, i toni da campagna elettorale, rimboccatevi le maniche. Assumetevi oneri e onori delle vostre posizioni e delle vostre decisioni, ma non restate immobili di fronte ai disastri annunciati, conclude la lettera dell'Amico del Popolo. All'indomani della vittoria di Musumeci, proprio Armao aveva assunto questo preciso impegno. Noi realizzeremo questo intervento e lo faremo nel più breve tempo possibile. Quando cominciai a fare l'assessore nel 2009, il mio primo impegno fu la riapertura del teatro di Sciacca. Ci riuscimmo, riusciremo anche in questa impresa.